Primo incontro col ministro Stefani, riparte la trattativa. Sì, positivissimo, riparte la trattativa e soprattutto durante l'incontro si è parlato della necessità di aprire subito i tavoli tecnici per le singole 23 materie e come Regione ho fatto una proposta di addivenire subito a un'intesa e quindi portare una nuova formula di intesa, cioè, ovvero una legge leggera che dia mandato poi al Governo con decreti legislativi di affrontare materia per materia. Che tempi prevede? Beh, se si va con questa formula leggera che è già stata utilizzata nel 1970 per la Costituzione delle Regioni, dove il Parlamento dava mandato e delega al Governo, la si è fatta nel 75 per dare competenze alle Regioni, la si è fatta nel 97 con le Bassanini, diciamo che i tempi sono assolutamente comprensibili e si possa chiudere questa partita alla volta di fine anno. Su cosa puntate? Quali sono le materie che vi rendono più, insomma, vi interessano di più? Beh, tutte 23, visto e considerato che la Costituzione ci dà questa opportunità, quindi le 23 materie le portiamo avanti e le richiediamo tutte. Del resto non cambia la nostra richiesta rispetto al governo precedente in quanto confermiamo il progetto iniziale che è lo stesso progetto che oggi il ministro Stefani si trova ad affrontare. Ci sono dei costi però, dei costi per lo Stato per questo tipo di autonomia? Beh, è assolutamente affrontabili anche perché la virtuosità che sanno esprimere le regioni è sotto gli occhi di tutti. Basti pensare come gestiamo noi la sanità, come la gestirebbe magari qualcuno a livello nazionale. Poi voglio ricordare che ci sono 30 miliardi di sprechi a livello nazionale che sono circa un terzo dell'interesse sul debito pubblico che debbono essere assolutamente tagliati e dedicati a questi progetti di riforme.